Cartoline da Vicenza, una bellissima città, monumentale, i palazzi palladiani, le ville, il santuario, l'abbraccio dei colli iberici, la sporcizia di Strada Pasubio. No, un attimo, c'è qualcosa che non va. Avete indovinato qual è l'immagine sbagliata? Sì, sbagliata, ma in tutti i sensi, perché innanzitutto non c'entra con la bellezza, perché la maleducazione è sempre sbagliata. Perché l'inciviltà non ha a che fare con la cultura architettonica, artistica, storica di una città come Vicenza. Ed è da qui che partiamo, da queste foto che ci arrivano in redazione da Strada Pasubio. Quello che si vede è un vero e proprio bazar sul marciapiede. C'è davvero di tutto, sacchi neri, verdi, pieni di rifiuti abbandonati, c'è una coperta, persino una sedia. Cosa deve pensare il turista, il visitatore che passa da qui? E cosa devono fare i residenti? Chi qui ci vive o ci lavora? Devono rassegnarsi ad avere sotto casa o davanti al negozio sporcizie e degrado? Chi ci manda queste immagini non si è rassegnato e lancia l'allarme. Noi di Rete Veneta, fedeli alla nostra missione, portiamo la voce dei cittadini alle autorità competenti, in questo caso all'assessore all'ambiente Simona Siotto, a cui mostriamo queste immagini. Ringrazio Rete Veneta e ovviamente i cittadini per la segnalazione. Abbiamo allertato immediatamente la polizia locale e AIM per i rilievi del caso. Devo dire che era da un po' che non avevamo abbandoni in quella zona e quindi ci saranno ancora più controlli, soprattutto speriamo che controllando all'interno di questi sacchetti sia possibile individuare il responsabile, al quale ovviamente arriverà una bella sanzione. Bene, ringraziamo l'assessore che si impegna a usare il pugno duro con gli incivili, con i maleducati che con questi atti di inciviltà rovinano la città che è di tutti i vicentini. Nessuno ha questo diritto. Se anche voi avete delle segnalazioni da farci, siamo pronti a venire nel vostro quartiere, a documentare il vostro problema e a portare la vostra voce alle autorità competenti. Il nostro impegno al vostro fianco continua.